Eccoci qua col dottor Pontieri e mi diceva classe, dottore? 26, 26. Ci 1926. racconti la sua esperienza a Codogné come medico? Sono arrivato a Colonia nel 55 e quell'anno mi ricordo ci fu una nevicata tremenda, va bene. Io ero ospite una sera a cena del farmacista De Roia, va bene, che era mio coetaneo più o meno. Quando sono uscito fuori per andare con la Topolino, va bene, ho visto tutta piena di neve, va bene. Anzi c'erano anche altri ospiti, c'era Battista Costello con la signora pure, e c'era il commendator Sartor, come si chiamava? Piero Sartor, che poi fu sindaco anche di Codogné. E ci trovammo in questo ingorgo di neve, eccetera. Comunque la mia azione è stata bellissima perché io, per mia costituzione, mi sono fatto medico per fare il medico di campagna. Io ho voluto fare il medico di campagna, vedevo un romanticismo nel fare il medico di campagna. Cioè anche la visita notturna per me non era fastidiosa perché c'era qualcosa di romantico. Mi chiamava di notte una persona che aveva bisogno di me, magari stavo accanto a questa persona per 2 o 3 ore, magari lo salvavo perché magari aveva un edema polmonare acuto che è una cosa grave. Se tu là non intervieni, oppure un coma, va bene, tu dovevi intervenire, va bene, altrimenti morivi, e dovevi capire che coma era, Cos'è? va bene. Mamma mia. Ma io gliene racconto una volta mi ricordo dinanzi a una donna, va bene, mamma di un medico, che era mamma del dottor Rossi, non so se lo ricordi, la signora Rossi, c'era là un medico, e era in coma, va bene, mi ricordo sono andato dal farmacista, dico Gigi, tu sai fare hai per caso il reattivo di Fehring per fare un esame sulle urine per vedere se quella ha diabete o no? E lui dice no, però io adesso cercherò nei libri e cercherò, e in 2 ore fece questo, in 2 ore, in pochi minuti, fece questo reattivo che io portai in casa della malata, va bene, con un cateterino perché dovevamo tirare l'urina, mica dicevi a uno che aveva la cosa, diceva fai pipì, quello non capiva. Sì. Quindi ho spillato, diciamo così, questa urina, ho messa diventata nera, quindi questa aveva un coma diabetico. Osso. Io ho fatto l'insulina a poco a poco, dopo 2 o 3 ore questa è venuta in qua. Quindi questo è uno dei tanti episodi, va bene, del medico di campagna di allora, che però eri stanco, arrivavi a casa la mattina stanco, ma eri felice perché avevi salvato una vita. Avete salvato delle Veramente, se vite? non c'eri tu quella moriva. Ecco, quindi... Ecco, poi, perché in quell'epoca, negli anni 50 fino agli anni 65, vabbè, non c'erano esami, raggi, esami del sangue, eccetera, dovevamo essere noi proprio a far tutto. E poi dal 65 in poi sono venuti fuori quella cosa di fare esami del sangue e quindi l'aiuto per il medico. Insomma, il medico doveva spiegarsela da solo, notte e giorno. Noi avevamo quasi ogni notte una chiamata. Mi ricordo io che c'erano le motorelle, va bene, che arrivavano in moto e io sentivo da fuori, ferma, campanello. Era classico. Dottore, dice, venga, dice, per cortesia, c'è appena là. E così, insomma, era effettivamente medici di fondo. E poi c'era anche nella diciamo, nella vita della persona c'era tutto il rispetto e la fiducia del medico, più che nell'ospedale. Anzi, nell'ospedale si andava quando proprio si pensava di dover morire, oppure era così grave da... tant'è vero che quando il medico proponeva l'invio in ospedale, lui diceva, dottore, mi manda a morire. Ecco quello che dicevo prima. E oggi invece la cosa è capovolta, perché se ti dice a uno, dottore, mi lascia a casa a morire, la cosa è È cambiata. tutto cambiato. Quando io sono andato, insomma, mi sono fatto, ho imparato anche a cavar denti
a fare raschiamenti, ad assistere a parti, va bene. L'ho imparato stando in ospedale, va bene. Quando negli ospedali c'erano due reparti, reparto di medicina e reparto di chirurgia. Il reparto di chirurgia c'era urologia, c'era ortopedia, c'era il primario di tutto, va bene. C'erano 12-15 medici, adesso ce ne sono 150 per fare la stessa cosa. Con tutte le attrezzature che adesso hanno e che invece un tempo non avevano. Quindi lei si è formato nell'ospedale? Nell'ospedale prima di Pordenone. Di Pordenone. Io sono venuto là prima nell'ospedale di Pordenone col professor De Marchi in chirurgia. Va bene. E lì ha imparato tutto quello che poi le è servito? Sì, per andare in paese e per fare tutto in paese. Ho imparato pure a cavare denti, ho imparato a fare il raschiamento, ho imparato ad assistere il parto, a fare i capovolgimenti, la cosiddetta manovra di adesso non mi ricordo il nome, Braxton His, che è un rivolgimento quando è podalico. Il bambino si presenta in un certo modo che non può uscire, tu devi rivolgerlo, va bene. Ora noi eravamo noi, anche altri medici erano, per esempio Vianni di Bazzone, era in condizione di fare. E allora io mi sono messo nelle condizioni di poter fare effettivamente il medico di campagna e farlo bene, perché dovevamo farlo bene. Quindi tanta soddisfazione anche nella giornata, nella lunga giornata. Il periodo che io ho fatto a Cologne è stato quello in cui ho guadagnato di meno, però ho fatto il medico effettivamente con maggiore soddisfazione. Dopo ho guadagnato di più, ho fatto il medico, ho cominciato a fare il medico. Anche qua io però ho avuto grande soddisfazione perché io sono stato per alcuni anni responsabile del servizio di pediatria neonatale in un ospedale a Monastir. Io ho diretto per alcuni anni il centro di opera nazionale maternità e infanzia di Oderzo, dove andavo 2 volte alla settimana. E tornando a Cologne a E mi Bomba, pare che fra i miei clienti piccolini ho visitato anche Zaia, l'attuale il presidente della regione. Senta, ma com'era Cologne come paese? Com'era strutturato? Com'era la vita di ogni giorno a Cologne? La vita era, vi dico subito, la vita, noi altri professionisti, diciamo così, dopo aver mangiato a mezzogiorno, ci trovavamo nel bar di Furlani, là al centro. Al centro, sì. Il farmacista, il segretario comunale. Chi era a quei tempi? Era Si ricorda? Angelo Brovelli si chiamava. Ah, Brovelli, sì, che aveva la moglie, era la maestra. Era una maestra. Pia, che era la mia maestra. Aveva un difetto, lui insomma non era stato... Sì, sì, mi ricordo. E così ci trovavamo là, tanto è vero che quando dice dov'è il medico? Dice non è in casa, è al bar Coso che aspetta, infatti venivano là. La vita poi c'erano le cose classiche del paese, c'era il pane e vin per esempio che si faceva effettivamente meglio di come si fa adesso, si aspettava proprio quella fase là per fare. C'era l'epoca io mi ricordo l'epoca della cosa del grano, con la falce. Addirittura. Con la falce, va bene. E in quell'epoca, va bene, io ebbi un'intuizione, per cui scrissi un articolo che fu pubblicato e mi risposero professori universitari, dicendo dove avevo letto, invece io c'ero arrivato io. Cioè, in una annata, va bene, a molte persone venne un fuoco di Sant'Antonio. Ah, il fuoco di Sant'Antonio. Contemporaneamente, va bene, all'epoca a gente che aveva falciato, va bene. Da quello si capì un fatto che c'era allora. L'herpes, il virus erpetico, viene da fuori o ce l'abbiamo noi dentro e quando si accorge che noi siamo deboli ci frega. E questa fu la teoria, e infatti è così. Noi abbiamo questi virus in noi, sono calmi, tranquilli, va bene, nel momento in cui si accorge la cosiddetta febbre che viene delle volte,
perché quello è un herpes sì, 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 dovuto a un virus che è lì, fermo, buono, calmo. Quando si accorge che noi stiamo male, anche psicologicamente male, Attacca. attacca e gli viene fuori la febbre. Ah, Va bene. che roba, E allora c'era, adesso non so come siamo usciti a parlare. E Di queste, e c'era sì, com'era la falciatura vita, delle la frasi. falciatura. E poi le sagre, cosa c'erano? Le sagre c'erano Cosa là. c'era? Quella del Palù, Sì. forse? No, sagre no, tante sagre c'erano forse nei paesi vicini, ma con niente. Non c'era molto. Non ricordo, E sai. la gente viveva così alla giornata nei campi, no? Sì, sì. Maggior parte non c'erano industrie, presumo. No, non c'era. Era C'era ancora degli occhiali e basta, mi ricordo. Vendrame, forse. Vendrame e Sì. basta, altre industrie non si vede. E se no tutti andavano nei campi, lavoravano nei campi. Lavoravano nei campi. Poi si riunivano nelle feste, facevano delle feste da ballo il sabato a volte, va bene. Così si sfogavano così, insomma. C'era le cosiddette piste da ballo, c'erano. Poi c'erano dei balli fatti bene da gente ricca, va bene. Per esempio i Dalcini, i suoi parenti, i figli di Dalcini, va bene. Organizzavano dei balli, ma guardi che veniva gente da Conegliano, da Vazzola, da Mareno, in abito da sera, donne, belle donne, begli uomini, insomma, e si facevano delle feste che poi venivano ricambiati, mi invitavano delle volte, Di là, sì. andavamo E dove le facevano in case private? in case private. A Mareno, mi ricordo ci fu una festa qui, ricordo sempre, in una casa che adesso è disabitata, ma è un palazzo grande, fra Vazzola e Tezze, a sinistra, un casermone grande e compagnia. Vennero dei parenti che dall'Australia, fecero una festa meravigliosa. Sembrava di vivere in via Colventi, Che bello. nella tenuta d'Italia. In quelle, ho capito. Quelle feste là. E la vita politica com'era a quel tempo? Qui, ad esempio, chi era sindaco La quando vita c'era? politica, quando ero io, c'era prima Sartori e Sartor. poi Premuda. Premuda, che lui è stato uno storico, Sì, per Premuda. tanto tempo. L'abbiamo messo difatti sul libro Premuda, sì, non c'era tanto come adesso. Sì, all'epoca c'era questo Sartori che è rimasto per alcuni anni, dopo è venuto Premuda che è rimasto per tanti anni poi. E la farmacia era giù a Borgo Chiesa, quella La vecchia. farmacia era a Borgo Chiesa, quella famosa sera che dicevo prima, e siamo andati, eravamo loro là, in quella farmacia vecchia. Siamo sì. usciti fuori con tutta sta neve, Madonna. E allora non c'era un riscaldamento, non c'era. E c'era il dottor De Royali già quando è arrivato Sì, lei, perché è arrivato c'era. nel 53 lui mi sembra. E C'era, prima c'era il dottor Micheli mi sembra. sì, c'era Michele. Lei se lo ricorda? No, io non l'ho Ah, perché non era ancora arrivato. l'ho conosciuto dopo io questo Micheli, ma quando sono arrivato io c'era De Roia, De Royali, sì. che era del 25, aveva un anno più di me. Più di lei, sì. E aveva due figli, aveva Franco E Paolo. e Paolo, che sono farmacisti adesso A Lignano, sì. che, E che il sacerdote chi era? Don Giuseppe Rui? era prima Don Primo. Ah, Don Primo, sì. Don Primo della Pietà, l'ho conosciuto, sì. che mi chiamava sempre, va bene, mi chiamava sempre perché gli sottolavano le orecchie e io dovevo risottorare con la siringa, gli facevo calare il capo di cerume, tiravo fuori il capo di cerume, Don Primo, sì. C'è anche lui nel libro, eh. che poi è andato in un paesino e dopo ho saputo che nella tarda vecchiaia era a San Vito al Tagliamento. Sì. Io sono andato a trovarlo lì, sì, negli ultimi anni, sì. Ho saputo che era San Vito al Tagliamento, sì. Che avevo degli amici a Casarsa e non so come siamo riusciti a parlare. Interessante. E ci racconti un episodio particolare, anche simpatico, un po'... L'episodio è questo qua della mamma del dottor Rossi,
chiamato. Ah, quella volta. Ma qualcosa anche di allegro, di simpatico che le è rimasto impresso? Oppure anche un episodio che le abbia salvato una vita, in particolare qualcosa di drammatico, di quello che lei si sente di raccontare, insomma. Beh, là c'era un tipo, Tony, che si chiamava Tony Honda, se non mi sbaglio, Mhm. che fra il serio e il non serio, va bene, diceva tante cose, va bene, e raccontava anche il fatto che una volta c'era il professore Tramontini, là, famoso, è un professore che abitava a San Polo, va bene, e fu chiamato dai parenti del dottor Bonicelli, va bene, perché era malata una persona, va bene. Solo che questa persona era talmente messa male, va bene, che quando è arrivato il professore Tramontini, va bene, che la vide davanti a me, va bene, disse, ma io non sono mica il veterinario, io... E io disse, ma che quella, magari è una scimmia, disse il tuo professore, e dice, guarda che quella è la madre di Oh, signor. è nato così, ma questo mi pare Una roba simpatica. il professor Tramontini che era Tramontini. andato là a consulto con me, va bene. E quanti anni è rimasto lei lì a Codognè, dottore? 17 anni, 17 anni. dal Quindi- 55 al 72. e poi a lei è subentrato il dottore Esposito. Sì, il dottore Esposito. No, siamo stati in contemporanea. In contemporanea per qualche anno, E ci perché... siamo sempre voluti bene e stimati. Sì, sì. Perché era difficile che due medici andassero d'accordo Sì. e avessero stima. Io e Esposito siamo stati sempre, abbiamo molto l'esempio, insomma, effettivamente. Sì, 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 sì. Perché Lei aveva lo studio, mi sembra, a fianco del municipio, se non dimentico. io avevo lo studio, prima lo avevo in una casetta in via Roma, insomma, poi di rimpetto al bar di Furlan, dove adesso abito in Marcon, abito. Sì, sì, ricordo. Sì, sì, ho presente. Là. E dopo sono andato io in quella casa dove prima abitava il vecchio medico condotto, che era il dottor, come si chiama, quello, il vecchio medico, insomma, Prima di lei. prima di me. Che era quella casa rossa, Rossa, sì, quella vicino al municipio. Vicino al municipio, e là sono andato io. E dopo ho finito, diciamo così, con l'abitare in un appartamento sopra il municipio, quando hanno costruito il municipio. Municipio nuovo. Mi hanno fatto l'ambulatorio sotto pure c'era. Ah, ho capito. C'era l'ambulatorio sotto. Quindi ho vissuto per un anno, dopo che mi sono sposato, insomma, per un anno ho vissuto nel municipio, nel piano alto del municipio. Quindi per concludere diciamo che la sua esperienza con Codognè è stata positiva. Sì, positivo. È stata una bella esperienza di vita. Sì, è stato il periodo più bello della mia vita, forse anche per l'età che avevo giovane, quindi, insomma, ma è stato il periodo più bello. Fatti forse in questo momento non me ne vengono, ma fatti Ce n'erano ogni giorno, diciamo. Ogni giorno c'è. E come si muoveva? Lei aveva una macchina, una moto? avevo Una macchina. una Topolino. Topolino prima, poi ovviamente ho comprato macchine più grandi. Più grandi, sì, sì. Perché c'era anche difficoltà a trovare, mi diceva anche il dottore Esposito nell'intervista, Quando sono trovare le strade non Quando era sono facile. arrivato io a Codognè, e questo lo può dire, c'erano 10 macchine in tutto. 10 macchine. In tutto. E sapevamo chi erano queste macchine, era una io, uno il farmacista, uno Premuda, un altro coso Furlan, un altro Solfino Dalcini. Insomma, adesso noi sapevamo, erano 10 macchine. Adesso ci sono 10 macchine in un borgo, come è cambiato. Ecco, questa è anche un'altra notizia che può E beh, è interessante. essere interessante. 10 macchine. Come vede lei adesso con la saggezza dell'età il cambiamento di tutto questo?